Feltrina riaperta con un giorno d'anticipo e vista la concomitanza con gli spostamenti per la Pasqua, la notizia arriva come una boccata d'ossigeno per la viabilità della Marca Trevigiana. Alle 13.30 all'altezza di Cornuda, la regionale 348 è stata riaperta in entrambi i sensi di marcia, ha fatto sapere Veneto Strade. I lavori di messa in sicurezza del sovrappasso, danneggiato una settimana fa dal passaggio di un mezzo pesante, sono stati conclusi celermente grazie allo sforzo di progettisti, tecnici e operai. Intervento fatto molto in celerità, mi hanno accennato che non si poteva fare altrimenti visto la diagnosi fatta all'infrastruttura, però sono intervenuti e nel giro di una settimana si ripristina la viabilità e quindi plauso a Veneto Strade. La strada è di nuovo fruibile con un limite di portata di 44 tonnellate, mentre sulla provinciale 84 che corre sotto il sovrappasso danneggiato rimane in vigore il senso unico alternato fino al completamento dell'intervento definitivo. Malgrado la riapertura, da Veneto Strade spiegano inoltre che la situazione verrà comunque costantemente monitorata. Nel frattempo si sta già lavorando al progetto di ripristino completo del sovrappasso che sarà steso nelle prossime settimane, quindi si procederà all'appalto dei lavori.